che è fuori dal mondo, perché adesso poi uno magari non guarda le cose, no? Salvini è stato sulle prime pagine dei giornali negli ultimi 2 giorni per questa sua frase bisogna radere al suolo i campi rom, ed è una frase che c'era su tutti i giornali, ha avuto polemiche eccetera, però se poi voi andate sul profilo Facebook di Salvini voi non trovate questa frase che lui ha detto ad agenzie di stampa, ha detto in televisione, non l'ha detta su Facebook. Su Facebook l'unico post incriminabile, credo, poi magari se riuscissimo a collegarci con lui riusciamo anche a capire qual è il post esatto, però quello che ho trovato io è mercoledì 8 aprile, cioè ieri, ma a 00:25 poi, un orario notturno. Era già martedì quando l'ha detto. Salvini scrive su Facebook 2 zingare, maiuscolo, minorenni, minuscolo, se fosse maggiorenne maiuscolo mi insegni, no? Perché è bellissima, io rido dentro, guarda, vabbè, torna a sciacquare i piatti. E scrive Salvini: rubare è una cosa bella, lo faremo per tutta la vita, non ci fanno niente, freghiamo 1.000 euro al giorno. Le parole delle 2 zingare, no? Sgomberare tutti i campi rom, con la Lega si può. Questo è l'unico post incriminato che ho trovato io, perché lui non ne ha scritto uno in cui diceva chissà che. E allora ti chiedi, ma come mai viene sospeso? Come mai viene sospeso? Bene, allora, su Facebook c'è un servizio di censura che grazie a alcuni che ci lavoravano, nello specifico un freelance marocchino di 21 anni, ha fatto sapere che insomma questo servizio di censura funziona sia con una blacklist di parole che descrive un universo abbastanza puritano dove non puoi dire certe cose sessuali, non puoi utilizzare certe parole tipo fellazio, tu sai che cos'è? No. Ecco, bravo, continua a non saperlo, comunque non puoi scriverlo su Facebook. Cunnilingus, sai che cos'è? No. Non lo sai, okay. Ma comunque non puoi scriverlo su Facebook. Adesso comincio a scriverle tutte, voglio vedere se mi censurano. E tra tutte sì, ti censurano, perché c'è un sistema automatizzato. Le persone che sovrintendono a questo sistema sono dei call center messi nei paesi in via di sviluppo, okay, tipo in India, dove vengono pagati, o in Marocco, €1 all'ora circa, per sovrintendere al lavoro di scrematura che fanno le macchine. Evidentemente però c'è un passaggio superiore, perché per quanto riguarda i personaggi politici si può immaginare che ci siano state delle segnalazioni di gente che ha detto sospendetelo, ed è lo stesso Zuckerberg che nelle sue linee di policy, così la chiamano, insomma orientamenti per la censura, ha detto così, c'è anche un capitolo che si chiama incitamento all'odio. Pensa, hai un po' i brividi? No, neanche un po'. Ecco. E Zuckerberg scrive: Facebook rimuove i contenuti che incitano all'odio e prendono di mira qualcuno sulla base del colore della pelle, dell'etnia, della nazionalità, della regione, del sesso, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, della disabilità e di una malattia. Incoraggio le persone a dibattere, permettiamo commenti umoristici, eccetera, eccetera, però la fattispecie di reato su Facebook di Salvini penso che sia scrivere zingare equivale a incitamento all'odio. Io non vorrei che, perché era plurale, magari se era singolare. Non lo so, però questa mania qui sembra molto americana, no? Di prendersela con le singole parole. Sì. Perché anche c'è stato un preside di una scuola di New York, vediamo se la trovo, che aveva vietato, eccolo qua, aveva vietato ai suoi alunni nei temi, ma anche nelle conversazioni, una serie di parole, tipo non potevano dire alcol, non potevano dire catastrofe, non potevano parlare di celebrità, non potevano aveva fatto proprio l'elenco delle parole, non potevano parlare di politici, eccetera. E questo sembra un orientamento molto americano, no? C'è un problema, ok, quali parole usano per dire questo problema? Noi vietiamo le parole e il problema è risolto, no? Sembra molto americano. In realtà è una copiatura che hanno fatto da noi, siamo noi i veri artigiani di questo tipo di censura, che inizia col fascismo, ovviamente. Partiamo da lì, ovviamente inizia la prima, non fatemi i sapu che dicono già prima l'indice dei libri proibiti. Partiamo dal fascismo, perché è interessante vedere come le parole che i regimi censurano sono poi le parole che in qualche modo servono per dire che il re è nudo. Durante il fascismo era censurato il termine tiranno, guarda un po', vabbè, ma dici, barbaro, guarda un po', popoli. Poi era censurato il verbo insorgete, ma guarda un po', la blacklist del fascismo non voleva che si dicesse insorgete, oppressi,
no, guarda un po', guerra ingiusta, non si poteva scrivere in nessun caso, sciopero, figurarsi se si poteva chiamare sciopero, insurrezione non ne parliamo, poi dopo a queste che sono, diciamo, emblemi davvero degli incubi, no, di un fascismo, il tiranno, insorgete, oppressi, sembrano gli incubi, si aggiunge quella maliziosità morbosina molto italiana, quindi non si poteva scrivere parroco, mutandine e culo, che è, diciamo, la versione molto più ridicola di quello che oggi sono le parole vietate su Google, su Facebook, che sono solo alcune di quelle che prima ti dicevo e sono le più ricercate, più radiofoniche, che tu giustamente non conosci nella teoria, poi vedremo nella pratica, ma lasciamo perdere questo ragionamento. Quando scoppia la guerra, proprio per vedere come nella censura c'è la coscienza sporca di ogni regime, il fascismo aveva iniziato a censurare Borsa Nera, che dilagava, Ebreo, dopo che c'era stata tutte le leggi razziali, quando il fascismo era in pompa magna, Ebreo lo trovavi scritto da tutte le parti, semita, di qua, via, di là. Durante la guerra era vietato scriverlo, era vietato scrivere coglione, ecco, che probabilmente era quello che tutti pensavano di Mussolini durante la guerra, regime, non si poteva più scrivere, anche prima faceva vanto il fascismo di essere regime, negro, Inghilterra, non si poteva scrivere resistenza. Questo per dire come le parole proibite denunciano comunque una verità. Ogni volta che un sistema censura qualcosa è perché c'è qualcosa che è la coscienza sporca, no? Quindi se viene censurata la parola zingari vuol dire che lì c'è un qualcosa che non si vuole guardare dentro, no? Non andiamo oltre a dopo cosa c'è dietro lo sporco, perché non si può dire. C'è una coscienza sporca, perché i campi rom sono veramente dei luoghi di disumanità, e quindi se uno dice vanno rasi al suolo con un preavviso di 6 mesi e le persone devono essere, i bambini mandati a scuola, le persone date una casa normale, stai toccando un nervo, no? Sì, ma non è una provocazione né diverso di loro, anzi ti sto anche dicendo ti do una mano io a sistemarti, infatti, però togliamo queste cose qui, sono brutte da vedere. Comunque, è stato sospeso perché ha usato la parola zingari, e dicevo però questa è la censura durante il fascismo. Dopo la guerra continua, però l'Italia del dopoguerra, della Repubblica del dopoguerra, fortunatamente è molto meno tragica e un po' più comica, perché nel dopoguerra era vietato in Rai parlare di amante, parto, vizio, pure. Qui virginità, talamo, alcova, amplesso, e fin qui siamo sempre in quella dimensione un po' voyeuristica, no? Esatto, ma poi era vietato alle conduttrici, ai conduttori dei telegiornali dire membro del Parlamento, per il doppio senso che questo creava, oppure in seno alla commissione era vietato dire, e ovviamente poi le parolacce. Infatti fece grande scalpore Zavattini quando disse alla radio cazzo, che non si poteva dire. Tutta Italia si fermò perché adesso poi la parola è l'eccesso, no? Che è la snatura, quindi adesso se dici cazzo non se ne accorge nessuno, anzi comunque sempre ti chiedono perché non lo dici. Esatto, perché non dico le parolacce in quella trasmissione lì. Comunque sempre per guardare la comicità di come poi ogni censura è ridicola, pensa che c'era anche la direttiva quando c'erano le partite del Benfica, ma giuro è roba storica. Quando c'erano le partite del Benfica, le annunciatrici avevano una nota a margine del copione che le ricordava di mettere bene la parola, l'accento sulla E iniziale. Benfica. Non doveva assolutamente venire come si dice. E però che cosa succede? Che poi quello di cui ci si ricorda quando le censure cercano di fare una fortezza intorno al senso comune, ci si ricorda solo delle infrazioni, perché la censura rafforza ogni eresia da sempre. Quindi Zavattini che disse cazzo, poi abbiamo Enzo Maiorca che durante una diretta, insomma, c'era un sub che gli aveva impedito, ostacolandolo, di battere un record di immersione, una diretta, e disse in diretta chi è quel coglione di merda. E quello fu un momento in cui ci allarghiamo a 2 parole. Persero il lavoro alcuni autori per una cosa di cui non avevano responsabilità, e lo stesso accade quando Tinto Brass, lui lo fece apposta, recitò a sorpresa una sua strofa estemporanea mentre era una diretta televisiva, uscì dal testo concordato e disse: la rosa vien de maggio, la viola vien col giasso, la mona vien col casso. Tu ridi, ma Adriana Asti era la povera conduttrice di quella serata del 1974 e fu licenziata, fu l'ultima
l'ultima sua apparizione televisiva per questa roba qui. Perché ha preso la lettera ciò che aveva detto Tinto Brass. No, non per questo, perché bisognava in qualche modo mantenere con il linguaggio. Ai tempi c'era una società che stava andando verso la sessofobia, e guarda un po', dopo scoppia il 68, no? Proprio perché c'era da contenere tutta questa roba qua. E adesso c'è un po' di timore che alcune contraddizioni, diciamo così, sociali in seno al popolo stiano per, come si dice, esplodere. Tra queste forse anche quella dei campi rom, perché ricordiamo agli amici di Via Negrotto che ci ascoltano e che mandano all'asilo nido i bambini proprio di fianco al campo rom di Via Negrotto, magari non gli basta più sentirsi la predica di Fabio Fazio sul fatto che l'accoglienza è un valore assoluto, forse non gli basta che poi lo dice una persona che potrebbe mandare il figlio in privato, non aveva questi problemi, non si trova in una periferia perché abita. Spesso accade così, spesso accade così. Comunque tutto questo ragionamento così fatto sulla censura serve però per metterci non certo dalla parte del populismo, caro Astolfi, ma per metterci dalla parte di questa sana revisione del linguaggio. E non si possono più dire frasi come zingari. Se tu ti ricordi, qualche tempo fa lo facevamo, che dicevamo che nel tempo le parole cambiano il senso, rimangono lo stesso, ma cambiano il senso. Basta dire zingari. Allora incominciamo ad agire sulla cultura popolare, e adesso noi sentiamo Il cuore è uno zingaro nella versione di Nicola Di Bari, e voi siete invitati al 346 64 277 56 a mandarci un SMS durante la canzone con la traduzione del titolo più boldriniana possibile. E ovviamente cambieremo anche il testo. Questo è Nicola Di Bari, quel fascistaccio di Nicola Di Bari che cantava Il cuore è uno zingaro, pensa ai populisti.
caso colui che in France il tabù della parolaccia radiofonica, insomma, sapeva quello che diceva, non è una parolaccia a caso, sapeva che quanto alcune parole che usiamo in realtà sono loro a usare noi e quanto alcune parole sono lecite e quindi sono innocue, altre non lo sono. E oggi dobbiamo renderci conto che anche zingaro non è più una parola lecita e quindi voglio proprio vedere, dai, censuriamo zingaro, sono arrivati un po' di suggerimenti. Ancora 30 secondi di censura sulla parola zingaro. Trovatemi, vi prego, dei sinonimi boldriniani alla parola che stiano in piedi e che Umberto Tozzi possa usare se gli serve. Zingaresimo. Paolo dice usiamo il veneto come lingua e chiamiamoli singani. Ma no, non gli rende giustizia. Perché? No, perché no? Va bene, niente, mi spiace Paolo, qui la Stolfi è stato Cassazione sulla questione, niente, a me piaceva Singani, anche potevamo prendere una frase. Poi abbiamo un'altra amico che dice: carissimi amici, volevo sentire Umberto Tozzi, vedi che siamo in collegamento telefonico. Poi Teo da Varese, intenditore, dice: dovrebbero censurare anche Selli di Fabrizio De André, ma l'aveva già censurata De André perché palesemente ubriaco durante un live. De André nel verso che nel testo dice mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco, in un concerto gli scappò detto mia madre mi disse non devi giocare con gli svizzeri nel bosco, attribuendo peraltro un timore antielvetico che insomma non è del tutto giustificato. Silvana da Novara, il nome boldriniano per zingaro secondo lei è sbrindolone. Questi sbrindoloni, i campi sbrindoloni. No, non suona bene Silvana, non suona bene, mi dispiace. Poi ci segnalano anche Rimmel di De Gregori, ma è veramente troppo triste. E poi abbiamo invece Cristina che dice il mio cuore sfarfalla di fiore in fiore, per il cuore è uno zingaro e va. In Rimmel, regista, mi rifaccia vedere dov'è il verso, che non ce l'ho così pronta a memoria. E uno zingaro è un trucco, è vero, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, dice De Gregori. Quindi e anche lì come la sistemiamo? Ma non è solo zingaro il problema, ragazzi, non è solo zingaro il problema. Nel continente nero, bonzi bonzi bo, alle ancora le cose sugli zingari e Strolig, no, lo dico a reti unificate, non è un modo più gentile e boldriniano di dire zingari, che poi zingari è una parola che ha un'etimologia che arriva da Erodoto, peraltro. Ma secondo te perché capisci che poi anche lì gli americani, Zuckerberg e quel povero bengalese, ho detto bengalese, nel senso che
magari è bengalese, ma può essere anche di Vienna, che ha sospeso Salvini, era per dire, no? Come dire uno di Curtatone, che ha sospeso Salvini da Facebook, non sa che Zingari viene da Erodoto, scrittore del... che secolo siamo più o meno? Avanti o dopo Cristo? Dopo. Vabbè. Avanti. Allora, Erodoto, avanti Cristo, migliaia di anni prima di Cristo, parlava di zingari, diceva questi sono gli zinganoi. Ci sta. E sono allevatori di cavalli, giostrai e artigiani del rame. So cosa stai pensando, non lo dire perché siamo... allora andiamo nella china sbagliata. Questa è la storia, va bene? Poi come queste cose si siano evolute, cioè come si passi dal cavallo al BMW, dall'artigianato del rame alla materia prima, diciamo così, da grossisti, da grossisti, questa è una cosa lunga. Comunque hanno censurato non solo Salvini ma anche Erodoto. Ecco. Comunque, signori miei, mentre aspetto da voi qualche sinonimo, nel frattempo, se volete, durante quest'altra canzone che sarà molto zinganosa nel nostro pomeriggio, incominciate a telefonare allo 0266 20 35 29 se vi viene in mente, anche più seriamente, quelle parole che abbiamo tutti nel cuore, che non sono insulti, come zingaro non è insulto, ma che non si possono più usare. Pensateci un attimo mentre ancora un po' di Gogol Bordello vi tengono compagnia e leggo i vostri SMS su i Vatuzzi. Continuate, SMS, telefonate, cominciamo a prendere la prima. La prima telefonata mi dicono essere anche di una certa eccezionalità, nel senso che stiamo parlando, ci sta telefonando in diretta il responsabile immigrazione di quel movimento politico brutto, cattivo, populista, attignato, che è la Lega Nord, ed è Tony Ivobi. Ciao Tony! Ciao Stefano, ormai stiamo assistendo a una specie di stato poliziesco che non riesco più a capire veramente. Hanno tentato di rubarci la speranza, non sono ormai riuscito. Adesso voglio farci tacere per sempre, non lo so. Ho visto che mi avete chiamato in causa il negro, io sono un negro, magari... No, come? Sei matto! Adesso poi come fanno a multare te? Guarda che sono orgoglioso di essere un negro, prima che magari li dipendono anche dalla dizionale italiana. Tony, se tu sei negro io sono ancora più negro, va bene? Lorenzo, guarda, ti senti negro? Sì. Dillo allora. Allora anch'io. Cosa sei? Sono negro. Sì. È un negro padano, Certo. Grazie mille Tony, grazie mille, grande Tony Ivobi. Grande mille Tony Ivobi. Abbiamo anche un altro ascoltatore, insomma, quelle parole come negro che non sono offensive, no, però non le diciamo più perché abbiamo paura, capito? Mamma mia, chissà, poi mi querelano, ha detto Radio Padania Shock, ma anche nella vita normale, no? La gente ti guarda strano. Non perché solo... l'hai detta? E mentre vedo che di là armeggiano, chiedo al regista di far pazientare i nostri ascoltatori, che ascoltino ancora per qualche secondo, ascoltino gli amici dell'SMS, che non ci siamo, ragazzi. Io ve lo dico, amici dell'SMS, non ci siamo. Perché in tanti mi scrivete Stroleg, e Stroleg non va bene, cioè è peggio. No, dovete andare meglio. Allora, Gian da Brescia dice nomadi stanziali. Quindi, come
Il cuore è un nomade stanziale, no, perde il senso, no, giusto? Quindi no, non ci siamo neanche lì, ma un nomade stanziale è un trucco in Rimmel, no, neanche lì ci siamo. Poi abbiamo un altro che dice che cuore girovago, andrà bene? Il cuore girovago, sì, va già meglio, un po' più all'abbattiato invece è quello che ci scrive che il cuore è un'agnosi delle fanfole. Un po' battiatesco, un po' ricercato. Comunque ragazzi, basta scrivere Stroleg, io ve lo dico, perché è gettonatissimo, però non è la risposta esatta. Prendiamo 2 telefonate. Pronto? Un po' di pazienza. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Mauro, da Reggio Emilia. Ascolta Pinti, dimmi. Il problema è che non è solo per Zingaro, è che lo stupidario sta dilagando, perché i 52 cocktail internazionali sono diventati 51 in Italia, in quanto che non si può più dire Negroni, ma spremuta di colorato con acqua e limone, con ghiaccio e limone. Bravo, vedi che sei... Oppure utilizzano la parola Neroni, no? Però sa troppo di lavatura dei piedi di Neroni, quindi non funziona. Bravo, saluto. Però vedi che sei sulla strada giusta, vedi che anche su Radio Padania riusciamo a redimere gli ascoltatori. Hanno imboccato lo svincolo giusto. Verso non è Negroni, ma è quella roba lì. Non è facile, non è facile. Imboccare non lo puoi più dire perché sennò pensano a doppi sensi. Ma no, quello sei tu che giustamente 17 anni, tempesta ormonale, qualsiasi cosa si dica. Non sono l'unico, ricorda quello. No, non sei l'unico, questo è un paese di eterni adolescenti, ma andiamo avanti. Qui la Storfi mi si agita in modo sospetto. Attenzione. Pronto? 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 Sì, salve. Ciao, mostriciattolo. Salve. Allora, volevi dei sinonimi? No, volevo quelle parole sì. che non sono delle offese, no? Perché zingaro, negro non sono offese. No. Però non le diciamo più perché abbiamo paura, non so di che cosa. Allora, ascolta una cosa. Vuoi un sinonimo, un paio di sinonimi? Dammi i sinonimi, se hai quello. Di zingaro? Sì. Allora, ladro, sfruttatore di bambini. Non ci siamo, cioè questa, vedi quanto populismo, ringraziamo intanto l'ascoltatrice, vedi quanto che viene fuori qui dal filo diretto. Ma regista, mettiamo 2 o 3 censure, può intervenire in diretta solo se chi supera il test. Oggi ha letto che ne so, il corsivo di Michele Serra, l'amaca di Michele Serra. Se sanno ripetere a memoria l'amaca di Michele Serra di oggi su Repubblica, li facciamo intervenire. Se no finisce che su Radio Padania la gente esprima il suo pensiero liberamente. E cosa viene fuori? Queste dicerie da cui noi ci dissociamo, sì, per cui nei campi rom accadrebbero delle illegalità. Ma io dico, l'esempio palese è Via Negrotto, dai. Infatti, quell'esempio di civiltà di Via Negrotto, bravo che l'hai detto, ma anche ieri ci arrivavano molti SMS da persone che costeggiavano il campo, sempre zona Milano, ma di Viale Idro. Sì. E anche lì cosa ci raccontavano secondo te? Tutto a posto, bambini pulito, che giocano a palla, vanno a scuola, esatto. Nessuno che ruba. Gente che recita poesie, violini, la donna delle pulizie che manda via i topi, addestramento di cavalli, artigianato del rame, non guardarmi così quando dico e circensi. Ma in via Chiesa c'era un pony. Prendiamo delle telefonate, va. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono in diretta? Sì, sei in direttissima. Come sono ti chiami? Graziella. Ciao, Graziella. Forse l'avete già detto e io magari non vi ho seguito. Bisognerebbe censurare anche Giuseppe Verdi, allora. Oddio, cosa ha detto? Ha fatto nel Trovatore c'è il famoso coro degli chi? Zingari. No, ma anche Verdi, ma davvero? Sì. Ma qui non ne usciamo più, ragazzi. Chi del Gitano? Gitano? Le notti a Bella, la Zingarella, il famoso coro degli Zingari del Trovatore. Era iniziato bene sto Giuseppe Verdi, adesso grazie che lo segnaliamo all'Unar questo Giuseppe Verdi. Cosa credi che scappa solo perché è morto? Adesso vediamo, caro Giuseppe Verdi. Hai scritto Zingaro? Adesso ti censuriamo noi. Caro, sfugge nulla. Pronto? Allora, ciao. Venezia, dizionario veneziano 1856. Cingano. Però detto anche Usso. Questo sai che non è male. Specie di gente che gira. Come i cerretani. Per giuntare altrui sotto
pretesto di dar loro la buona ventura. Cingano cartomanti. dice anche uomo accorto, sagace, destro. E me pare un cingano. Grazie mille, momento importante. Comunque Usso non è male. Censuriamo chi ha scritto il dizionario. Guarda che bello, scusa, nel campo Usso inspiegabilmente è successo un caso illegale. Gli Ussi si dissociano. La comunità Ussa si dissocia. E nel caso del post di Salvini, che adesso non lo trovo più dove l'abbiamo messo, perché un post cartaceo di Facebook è un rito. Guarda, Matteo Salvini, mercoledì 8 aprile a 00:25, 2 usse minorenni, rubare è una cosa bella, lo faremo per tutta la vita, non ci fanno niente, freghiamo 1.000 euro al giorno. E non lo sospendeva, basta dicesse usse. No, usse va bene. No, perché dopo magari i russi si offendono. Poi c'è questa cosa, comunque, quello che non viene perdonato, e in effetti hanno ragione, è accomunare l'idea dell'illegalità, capito, alla cultura ussa. Non dire ussi. E lì gli ussi e i vatussi, vedi che tutto torna in questa puntata. Vediamo se qualche ascoltatore però riesce anche a metterci una nota di serietà, perché noi qui stiamo giustamente, credo, prendendo questa faccenda per come va presa, però ci sono delle parole che abbiamo nel cuore e non le diciamo più e non si capisce perché. Pronto, Paolo da Bergamo. Ciao Paolo. Cosa ne dici di italiani sconosciuti al fisco? Ah, beh, certo, un bel... Quindi... E volevo segnalarti anche una canzone sempre di De Gregori, si intitola Due Zingari. Due Zingari, quindi sarebbe due italiani sconosciuti al fisco, secondo la... Al fisco. Bella, o due ussi. Ci sta anche molto bene. Due ussi, vero? No, grazie. Due italiani sconosciuti al Sì, vero, stava anche bene. Visto. Guarda, due italiani sconosciuti al fisco minorenni. Vero? Bravo. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Ciao, sono Giorgio. Ciao Giorgio. Invece di quelle parole che sono offensive, si potrebbe dire i sottraendi. I sottraendi. Coloro che sottraggono. Però tu stai già confondendo l'individuo con l'azione. Beh, ma è un'azione che porta a un certo però prodotto. In effetti lo fai anche quando dici camminanti, che camminanti non è un'invenzione nostra, davvero c'è chi dice che vanno chiamati camminanti. Però come sottraggono loro non sottrae nessuno. Anche come camminano, questo diciamolo per par condicio. Grazie mille, grazie mille. Ciao. E intanto abbiamo la certezza, sia io che Lorenzo Astolfi, che in questo momento ci ascoltano dai nostri rispettivi appartamenti, i simpatici amici ussi sconosciuti al fisco, e stanno facendo quello che devono fare sul nostro letto dopo aver fatto giusto saccheggio delle nostre pur poche cose, diciamo, no? Sì. Pur poche cose. Prendiamo un paio di telefonate. Pronto? Pronto, sono io? Sì, ciao. Sì. Ciao, sono Maurizio Velarese. Ciao, Maurizio. Avrei tanti sinonimi, li ho trovati, però non posso dirli perché li ho trovati sullo Zingarelli. Ma buttalo sull'Ussarelli vorrei dire, l'hai trovato. Ecco, mamma mia, grazie mille, è grave quando uno sfoglia. Ma se io mi chiamo Zingarelli di cognome, come faccio? Anche Zingaretti diventa un Ussaretti. Zingarelli, Ussarelli. Non è che devi crearmi problemi proprio da opposizione settaria. Cioè, stiamo lavorando per il bene della pacifica convivenza. Dammi una mano, dai. Pronto? Sì, ciao, sono Claudio da Torino. Ciao Claudio. Ciao, tutto bene ragazzi? Dai, non ci lamentiamo. Bravo. Allora, io da ex marittimo direi il cuore è un marittimo. Il cuore è un marittimo. Che fa anche rima, la rima ci può stare, perché i marittimi che fanno? Però scusa, Matteo Salvini che scrive due marittime minorenni... Marittime no, è fuorviante. Un altro un po' più sofisticato, erranti. Due erranti, sai che erranti non è male? Ci sta. Sai che su erranti possiamo trovare l'accordo di tutto l'arco costituzionale? Ci sta. Ho vinto un biglietto per l'Expo? Sì, l'hai vinto insieme, esatto, a una fornitura di vini e di libri. E poi volevo fare un ultimo suggerimento. C'è una bellissima canzone di Umberto Tozzi, Zingaro. L'abbiamo messa proprio prima, due secondi, ma l'abbiamo messa. Ero da un cliente. Vedi, sto vizio di lavorare. Erra anche tu, dammi retta. Prendiamo l'ultima telefonata, poi ne abbiamo qua un'altra pronta. Pronto? Ciao, sono Antonio di Ciniselo. Ma io direi, visto che si usa tanto l'inglese, non lo so come si dice in inglese zingari, provare a dirlo in inglese.
Bello, bravo, Gypsy, Ciao. bravo Antonio, bravo, bravo. Ci sta anche bene. 2 Gypsy minorenni? Bello, Che 2 rende Gypsy. tutti sanno. Gypsy è anche un po' così, un po' fritz, cioè Gypsy. Però sai chi è che veramente ha fatto all'interno di una canzone che parla del concerto del 1° maggio, ha fatto veramente un'opera di pregio anche nella libertà di pensiero in questo paese, è Elio con il suo complesso Le Storie Tese, che ha fatto nel complesso del 1° maggio. Se vi capita, se ci state ascoltando con un minimo d'attenzione, non perdetela durante la canzone, perché c'è un passaggio proprio su questi erranti che vale la pena di far sentire oggi pomeriggio.